Oggi vi voglio parlare di cannabis. Sì, lo so, state pensando, J-Ax che parla di cannabis a fine 2021. Ancora? Ragazzi, sono cosciente che il sottoscritto che parla di Maria sia un po' come sentire Gerry Calà che parla degli anni Ottanta o Matteo Renzi che parla con gente che smembra giornalisti, ma ascoltatemi perché vi assicuro che ne vale la pena. A settembre è stato promosso un referendum sulla depenalizzazione che ha raccolto oltre 600.000 firme, tra le quali la mia, e in pochi giorni. Un successo straordinario, un chiaro messaggio lanciato dal popolo italiano per dire ai politici una cosa: è tempo di abbandonare gli stereotipi ammuffiti sulla marijuana. E come ha risposto la politica e soprattutto il governo Draghi? Ha totalmente ignorato le firme di 600.000 italiani, proprio mentre il più importante paese dell'Unione Europea, la Germania, ha annunciato che la legalizzerà a breve. E ci è toccato pure sentire le dichiarazioni della nostra classe dirigente a riguardo. Gasparri ha dichiarato che la cannabis non diventerà mai legale in Italia perché ti fa diventare schiavo della droga. Numerosi studi hanno dimostrato come questo non sia solo falso, ma che la cannabis potrebbe essere, ed è, utilizzata per importanti scopi medici, ad esempio per ridurre la nausea durante la chemioterapia, per aumentare l'appetito nei malati di HIV e per non farti diventare come Gasparri, che è un po' il più importante. Ma vi siete mai chiesti perché la cannabis è illegale? Perché dopo 10.000 anni di utilizzo da parte dell'uomo è diventata il male assoluto del Novecento? Nel 1910 scoppiò la rivoluzione messicana e, per sfuggire al conflitto, molti messicani furono costretti a cercare rifugio negli Stati Uniti. Quelli erano gli anni in cui i neri venivano regolarmente trucidati e impiccati nelle piazze per aver guardato negli occhi la donna bianca sbagliata. Quindi questo improvviso afflusso di persone dalla pelle scura venne accolto come un test sulla cocaina nel Parlamento italiano. Malissimo. I messicani usavano la cannabis come medicina o la fumavano come noi facciamo con le sigarette, un'usanza sconosciuta ai bianchi americani. Ecco quindi la scusa perfetta: utilizzare la pianta per colpire i nuovi immigrati. Fu proprio questa l'idea di Harry J. Anslinger, direttore dal 1930 al 1962 della Federal Bureau of Narcotics, oggi conosciuta come la DEA, grazie anche al supporto di numerose aziende farmaceutiche e chimiche terrorizzate dal possibile utilizzo medico industriale e quindi alla perdita di miliardi in profitto, e dalla stampa che aveva, come oggi, bisogno di un nemico per vendere i giornali. Venne creata quindi la tempesta perfetta, la cannabis, o meglio la marijuana, chiamata così utilizzando lo spagnolo per rendere ancor più l'idea di essere straniera e quindi anti-americana, ma soprattutto anti-bianca. Esatto. La cannabis non è stata resa illegale per la sua pericolosità, nessuno è mai morto o è rimasto danneggiato consumandola nella storia dell'umanità, ma per una questione razziale ed economica. Anslinger era infatti solito dire che, cito, fumare spinelli fa credere ai neri di valere tanto quanto gli uomini bianchi. Ok. La ragione principale per bandire la marijuana è il suo effetto sulle razze degenerate. O, la più assurda ed esilerante di tutte, la maggior parte dei fumatori di marijuana sono neri, ispanici, filippini e artisti. La loro musica satanica, jazz e swing, deriva dall'uso di marijuana. Questa marijuana spinge le donne bianche a cercare rapporti sessuali con neri, artisti e tutti gli altri. Oggi ridiamo, ma tutto questo bastò nel 1937 a far passare il Marijuana Tax Act, che rese la pianta illegale negli Stati Uniti e fece da modello per il resto del mondo occidentale, Italia compresa, che imitò gli Stati Uniti come al solito con legislazioni simili. Pensate, abbiamo speso inutilmente in tutti questi anni miliardi e distrutto la vita di centinaia di migliaia di persone perché 90 anni fa dei razzisti americani avevano paura che Louis Armstrong potesse scoparsi le loro mogli. Anche se non vi interessa consumarla, pensate al beneficio economico che diverse regioni depresse potrebbero ottenere con la legalizzazione. In Colorado, vi faccio un esempio, in un anno di legalizzazione hanno visto creare 20.000 nuovi posti di lavoro e oltre 3 miliardi versati in tasse, per non parlare di tutto l'indotto legato al consumo come il turismo. Il modello Colorado potrebbe essere anche adottato da tante regioni italiane in difficoltà. Negli Stati Uniti ha avuto così successo che altri 19 stati, tra cui New York o addirittura la capitale Washington, hanno legalizzato la cannabis negli ultimi anni. Avete capito bene? Potreste fumarvi una canna mentre guardate la Casa Bianca senza che qualcuno possa rompervi le palle. Allora, adesso che la Germania la legalizza,
rimane legale in Germania, tollerata in Olanda, ma pensa se la legalizziamo noi in Molise. Chi si va a gelare il culo più in Germania o in Olanda? Pensa solo al cash che porterebbe questa storia. Pensate anche alla nostra ristorazione, con tutti i turisti in fame chimica, quanto mangiano. Dai, in un paese senza risorse e con una perenne crisi di lavoro e un'evasione fiscale alle stelle, stiamo bruciando decine di miliardi di potenziali tasse. E i politici, soprattutto PD e 5 Stelle, quando è che vi date una svegliata? Essere oggi contro la legalizzazione significa essere sullo stesso livello di quelli che credono che la terra sia piatta o che Renzi sia di sinistra. 600.000 italiani stanno aspettando una vostra risposta. Legalize it, motherfuckers.